Oggi tralasciamo un po' i serial killer, i delinquenti e ci buttiamo a capofitto nella natura. Sono in buona compagnia con i miei amici di infanzia Corrado e Claudio, tutti rigorosamente genuani doc, e ci apprestiamo a fare un bel giro. Facciamo l'anello del lago del Brugneto. Ora, insieme ai miei due amici, iniziamo il nostro piccolo viaggio, i nostri 14 km circa. Ci facciamo tutto il perimetro del lago all'ombra delle faggete, dei castagneti, per trascorrere qualche ora in mezzo al verde e alla natura. Godetevi il video, spero vi possa piacere. Se così sarà, accettiamo anche un like. Saluto eventuali nuovi visitatori che non sono mai venuti sul canale e li invito a questi, se sarà loro gradito, l'iscrizione sarà sempre ben accetta. Ciao a tutti e grazie. Facciamo un po' una breve storia, quando è nato e come è stato costruito. È un lago artificiale ed è situato nel parco regionale dell'Antola, nell'Alta Valtrebbia. Si trovano i comuni dell'Appennino Ligure di Toriglia, Propata e Rondanina ed è il più grande lago della Liguria. È stato costruito nel 1959, l'ha costruito l'azienda Gas e Acqua di Genova. È stato fatto uno sbarramento dell'omonimo torrente Brugneto, un affluente del Trebbia, ed è stato costruito appunto questo bacino che serviva poi con i suoi 25 milioni di metri cubi d'acqua a essere una riserva idrica della città di Genova. Il lago è situato a 775 metri sul livello del mare, ha una lunghezza di 3 km e una larghezza massima di circa 200 metri. Come detto, venne creato nel 1959. Genova cominciava ad avere i primi bisogni, il primo fabbisogno idrico, e venne scelta appunto questo bacino. Nella zona scelta esistevano due borghi, Frinti e formato da una quindicina di case, e Mulini di Brugneto, costituito da 2 case. Gli abitanti dei 2 borghi non è che fossero molto accondiscendenti ad abbandonare le proprie abitazioni, ma furono costretti a farlo perché le fecero saltare a colpi di mina. La flora su questi versanti, sui versanti del lago, è formata da vaste faggete e castagneti, oggi purtroppo un po' abbandonati. Il sottobosco ha un clima molto umido e molto ombroso, e in questi punti nascono mirtilli, anemoni, orchidee, mentre sui versanti soleggiati si sviluppa invece una vegetazione molto più varia, e dove troviamo il cerro, il frassino, il carpino bianco e il maggio ciondolo, quella pianta molto bella quando è in fioritura, che ha tutti quei fiori, quei grappoli di fiori gialli. L'anello del Brugneto è abitato anche da diversi tipi di animali, praticamente dai mammiferi. Troviamo donnole, troviamo le volpi, troviamo le faine, ci sono i cinghiali, daini. Riguardo agli uccelli è presente il gheppio, c'è la poiana, bellissima, la ghiandaia e qualche airone e garzetta. E poi il lago e i torrenti che portano l'acqua
all'invaso sono ricchi di trote, di carpe, di tinche e tante altre qualità di pesci. Parlavamo poco fa dei borghi di Frinti e Molino. La distruzione di questi due borghi ha dato vita poi a una leggenda metropolitana, la classica leggenda popolare, secondo la quale nei periodi di siccità si vedrebbe affiorare dallo specchio d'acqua del lago il campanile della chiesa che era stata sommersa dalle acque una volta che il lago era al massimo della sua capienza. I vecchi raccontavano questa leggenda, questa storia, però diciamo che era solamente frutto di fantasia degli abitanti del posto, perché era stata tra l'altro anche fatta una ricerca da parte dei sommozzatori non molti anni fa, parliamo del 2004, ma di case sommerse sinceramente non è stato trovato nulla.